Itinerari veneti con deviazioni in Friuli. Sono i paesi delle acque, ma sono anche quelli che sembrano più fortemente legati alla terra. Dove una volta era tutta campagna, adesso lungo le strade ci sono tanti laboratori artigiani, piccole fabbriche, aziende familiari i cui prodotti li ritrovi nelle vetrine della Quinta Strada a New York e nelle boutique di Parigi. Esportiamo talento e coraggio. Nella terra di Sant'Antonio da Padova c'è un nuovo prodigio, il miracolo economico del nord-est. Qui domina lo sferragliare delle macchine. Qui, dove la gente riempiva le valigie di fibra e i bauli di legno per emigrare, ora cercano manodopera. Un mondo semplice e provinciale è finito. Non si parla neppure più il dialetto, ma l'italiano di certi programmi TV. I veneti non sono più Magna Polenta o addirittura Magnagati. Non c'è più la pellagra e la tubercolosi tra i poareti del Polesine, dove le stalle erano meglio delle case dei contadini. C'è il doppio lavoro, fabbrica e, dopo, orto. Come è avvenuta la trasformazione dalla campagna alla piccola industria? Questa industrializzazione diffusa a tappeto ha avuto come attore protagonista la famiglia impresa. E la famiglia impresa è l'immagine della famiglia impresa contadina. Questa continuità dunque di valori e di comportamenti si spiega. Signor Ranna, come le è venuto in mente di mettersi a fare tanti tortellini? Erano gli anni 60 dove dovevamo, noi 3 fratelli, separarsi perché eravamo in un forno di famiglia e dovevamo scegliere un po', ma il forno era un po' strettino e abbiamo deciso, era un fratello, ha cominciato e è andato avanti col forno di famiglia, uno ha fatto la pasticceria e io mi sono messo a fare i tortellini. Quando ha pensato di entrare nel giro della moda? È successo per caso quando ho scelto un istituto dove ho imparato come funziona l'azienda di abbigliamento, quindi nelle medie superiori, è là che ho appreso questo tipo di mondo. Perché si dedica proprio ai giovani? Perché mi identifico in loro, mi trovo bene con loro. Per noi i giovani oggi sono veramente uguali in tutti i paesi del mondo, in quanto con i satelliti, con questo tipo di comunicazione, tutti ascoltiamo la stessa musica, gli stessi film e hanno lo stesso modo di pensare. Essere nato nel Veneto, che cosa ha voluto dire per lei? Ma per me è stato importante perché i nostri nonni, i nostri parenti ci hanno dato ci hanno insegnato lo spirito del sacrificio, di portare, di lavorare, di essere veramente pronti a ogni situazione della vita. I veneti cosa hanno di diverso dagli altri italiani? Ma il Veneto credo che sia prima di tutto un fantasista proprio un attore dei suoi prodotti, specialmente noi abbiamo tantissimi industriali qua nel Veneto che sono partiti da niente, magari con l'istruzione della quinta elementare o la terza media al massimo. Da cosa nasce la grande ricchezza attuale? Quando la mezzadria è cessata e per una serie di circostanze storiche, tra cui il rientro degli emigranti che portavano idee nuove e non solo rimesse capitali, hanno lasciato questa liquidazione delle mezzadrie delle piccole risorse, la stalla, la casa, come liquidazione. Dentro la stalla presto, con il fenomeno del metalmezzadro, l'operaio che era andato in fabbrica ma restava con un piede nella campagna, è cominciata un'accumulazione primaria, come si dice, che ha creato le prime imprese. E di qui siamo arrivati poi alle oltre 400.000 attuali.
Cosa chiede la Liga Veneta e perché è così forte? Io ricordo una Liga Veneta assolutamente accettabile, quando era assolutamente contenuta nelle sue rivendicazioni, che erano poi quelle di un giusto riconoscimento di autonomia a una regione che era cresciuta e dimostrava di essere responsabile di sé. Adesso non so più cosa sia la Liga Veneta né che cosa chieda, ma tutto sommato ci sono Liga e Lega, come sappiamo, tanto per dire, e all'interno della Liga ci sono ovviamente i fanatici e ci sono le persone assolutamente per bene. Confesso che non mi ero mai accorto, e penso che il mio caso sia anche quello di molti italiani, che nel Veneto c'era tanta infelicità e tanta voglia di indipendenza. Una prova di coraggio e di altissimo artigianato si è avuta a Venezia in piazza San Marco durante il memorabile assalto al campanile. 8 ardimentosi sbarcarono per riaffermare gli ideali predicati dalla Liga sul territorio e un po' fuori da Bossi. Gli insorti avevano l'autoblinda fatta in casa e la grappa fatta dai contadini. Di sicuro non è l'Ulster e neppure la Catalogna. Il Veneto può essere anche arrabbiato, ma dopo l'orario di lavoro. Prima, tutto in fabbrica. Queste terre hanno pagato un prezzo altissimo per le guerre. Che senso ha parlare di secessione? Nessun senso, per conto mio, assolutamente. Qui parlano i luoghi e parlano tante migliaia di soldati italiani che sono venuti a morire qui nel 15-18. Altopiano di Asiago, teatro di sanguinose battaglie nella Prima Guerra Mondiale. Nel sacrario sono seppelliti migliaia di alpini. Ad Asiago è tornato Mario Rigoni Stern, portandosi dietro tanti ricordi, di fame, di gelo, di morte. Nel suo libro Il sergente nella neve, dicevano i suoi alpini quando erano soldoni, Sergent Major, vi arriveremo a Baita? Com'è cambiata la vita su queste montagne rispetto agli anni della mia e della sua giovinezza? Abbastanza, direi. Il paesaggio è cambiato molto. I boschi hanno avanzato e hanno occupato le areali che una volta erano adibiti a seminativi o a pascoli. I pascoli sono diventati prati, non ci sono più le 2 o 3 vacche per famiglia, ma ci sono le stalle con 40 o 50. Che cosa rimarrà della nostra generazione, dei drammi che ha vissuto? Della nostra? Io spero la memoria storica, perché ti ricordi cosa scriveva Primo Levi? Le cose che si dimenticano potrebbero ritornare. Trieste, testimonianza del passato. Risiera di San Sabba. Nell'ottobre del 1943 diventa un campo di concentramento munito anche di apposito forno crematorio che i tedeschi usavano per i prigionieri politici e per gli ebrei. Da San Sabba si parte per la deportazione in Germania, lager o fabbriche. Ma qui si eliminano i detenuti che non costituiscono forza lavoro. Fra 3 e 5.000 persone concludono la loro storia davanti a un plotone d'esecuzione o in una camera a gas. Trieste è abituata da sempre alla tolleranza o alla convivenza. Direi che ha avuto anche invece un passato di profonda intolleranza, di risentimenti, di insopportazione reciproca. Il nostro passato è pieno di retaggi di reciproche violenze.
la convivenza, soprattutto la convivenza fra gli italiani e gli slavi, la minoranza slovena, è stata tutt'altro che rosea nel passato. Da questo punto di vista, certo, si sono fatti enormi progressi e quindi c'è indubbiamente anche parecchio di quello spirito, diciamo, di apertura, di cosmopolitismo che sempre viene sbandierato, però guai sbandierarlo per far dimenticare le profonde chiusure che ci sono state, per ragioni anche comprensibili. Trieste è forse la città più internazionale d'Italia. Convivono da sempre italiani, greci, slavi, ebrei. La cultura è però da sempre italiana. Trieste oggi è una città di pensionati. Un cittadino su 4 ha passato i 65. Si vive bene. È ormai lontano il tempo delle manifestazioni ed è un ricordo quello del governo degli alleati. Trieste era un territorio libero e avrebbe dovuto avere un governatore che doveva essere nominato dalle 4 potenze. Non veniva mai nominato perché quello che andava bene per i russi non andava bene per gli occidentali e viceversa. Ebbene, la questione della nomina del governatore del territorio libero di Trieste era all'ordine del giorno dell'ONU e rimase per una dimenticanza fino al 1977, cioè più di 20 anni, 23, quando, insomma si fanno 23, dopo che Trieste era tornata a far parte normalmente dell'Italia. Ecco, questo credo sia una piccola dettaglio, una di quelle note a piedi pagina della storia che indirettamente possono fare capire tante cose di Trieste. Trieste è la città di Scipio Zlataper, che ci ha lasciato un memorabile libro, Il mio Carso, ed è anche la città della gioia di vivere. Il festin rientra nelle tradizioni locali e così l'operetta. Almeno in questo Vienna resta un riferimento. Zlataper, Stuparic, Svevo, Saba, un capitolo straordinario della letteratura. Certamente, questo credo si possa dire senza timore di campanilismo, perché questi autori, soprattutto Svevo e Saba, sono tra gli autori più grandi del secolo, insomma, della letteratura universale, Svevo soprattutto. In questo senso Trieste certamente ha prodotto una grande letteratura e l'ha creata paradossalmente quando stava finendo la sua stagione economica più importante, quando stava declinando il suo grande ruolo. Cosa potrebbe rianimare la vita della città che ha grandi tradizioni culturali? Ogni nostra realtà è grande quando noi non pensiamo troppo a noi stessi. C'è un bellissimo passo di Svevo in cui si dice che il suo personaggio godeva la vita dimenticandola. Io credo quindi che noi siamo liberi quando siamo un uomo o una donna, ma non ossessionati dal nostro sesso, amiamo la nostra città, in questo caso Trieste, senza però starci a pensare tutto il giorno, e quindi sarebbe necessario un profondo cambiamento e una grande apertura, insomma, che la popolazione aumentasse anziché diminuire. Anche da questo nasce la cultura, che può anche nascere, per carità, soprattutto la letteratura è quella che io amo, nasce magari dall'opposto, nasce da situazioni di disastro, una grandissima poesia può nascere anche nella cella solitaria di un manicomio, ma un conto sono le singole grandi creazioni individuali, un conto è l'atmosfera generale di una città e di un mondo che ha bisogno di rinnovamento.
Cos'è Venezia per gli italiani? È le gondole, i campielli, i goldoni, il ponte dei sospiri a Casanova che scappa dai piombi dopo aver profanato un convento e aver incontrato una monaca che a leggere le memorie aveva i più bei globi del mondo, a parte il linguaggio quasi elettrico. In questa città che Fellini ha visto invece con un senso di morte sono state ambientate tante bellissime storie, dal mercante di Shakespeare ai turbamenti provocati dal giovanetto Tazio di Thomas Mann. A Venezia! A Regina! A Perugia! Questa santissima, fiera e diamante, bocca che parla, regia che sente. Demo, alza quel nastro, ti fa paura, ti renderò a testa. A Venezia! E se cavo legami la placente tua. Il Doge era la più alta autorità di Venezia, ne hanno contati 120. Nel corso di questa lunga storia, il 65esimo è Francesco Foscari. La contessa Teresa Foscari Foscolo, battezzata per i suoi atteggiamenti non conformisti anche la contessa Rossa, è una discendente. Cosa vuol dire portare il suo nome? Portare il nome di mio marito come il mio, avere il senso della storia di Venezia. Nel dopoguerra c'erano i fasti delle feste del signor de Bestegui, i tempi di Barbara Hutton, di Peggy Guggenheim. Cos'è rimasto di quel mondo, di quel tempo? Secondo me assolutamente niente, li ricordo anche con riconoscenza perché ho visto delle cose bellissime, ma non si può ricostituire un mondo di quel genere. Era la coda già di un'altra epoca. In quali momenti si celebra il passato? È una domanda alla quale è molto difficile rispondere. Il passato è dentro il cuore della gente, non si celebra, il resto è folklore ed è quello che detesto di più in tutti i discorsi di Venezia. Venezia ha resistito a tante prove, perché perde tanta gente? La città ha perduto moltissimi abitanti perché è cambiata completamente la società e la famiglia che non è più patriarcale, perché il benessere raggiunto fa che nessuno abita più i piani terreni. Voglio dire che l'amministrazione che abbiamo avuto dopo la guerra faceva gli alloggi popolari a Mestre e non curava il restauro dell'architettura minore. Architettura minore che è fondamentale nel tessuto della città. Ogni 100 anni Venezia sprofonda di 20 centimetri e 16.000 persone che vivono a piano terra ogni tanto vedono le onde arrivare in cucina. Il 4 novembre del 1966 ci fu l'alluvione. È stata una giornata terribile perché era uno scirocco come oggi e poi il cielo è diventato sempre più scuro. Era proprio, come posso dire, gonfio. Il Canal Grande si era gonfiato. Abbiamo chiuso la porta d'acqua e l'acqua saliva, e saliva stranamente perché qui siamo su una mota alta, questa casa ha la fortuna di essere su una mota alta, sì? Quindi andiamo sotto acqua a 1,45 m, diciamo. E quest'acqua saliva, insomma, a un dato momento non si è capito più niente, perché doveva uscire e l'acqua non usciva. Quindi una marea si è sovrapposta a quell'altra. E in realtà le dighe a mare si erano rotte, non più curate, si erano completamente spaccate e quel momento lo vedo, era terrificante, perché a onde tonde andava verso il ponte di Rialto. Ho chiamato mio fratello che sta di fronte e gli ho detto, che è un appassionato di lagune e anche meteorologo, gli ho detto, ma Dauno, ma cosa sta succedendo? E lui mi ha detto, è la fine, il mare è in Trendavù. Lei come vede il futuro della sua città? Mi è molto difficile parlarne, ne sono estremamente rattristata.
lo vedo estremamente in pericolo. Resterà questa architettura straordinaria, resterà la storia, ma chi si occuperà di studiare la vera storia, no? Lei capisce, resterà il folklore, il folklore. Come mai ha scelto questo lavoro? Io sono molto legato a Venezia. Prima di fare questo mestiere facevo le regate che sono una tradizione veneziana, e poi con gli anni, con la pazienza, perché per entrare dentro gondoliere ci vuole praticamente un tirocinio, cominciare a imparare, perché la gondola è tutta un'imbarcazione particolare, diversa dalle altre. Cosa costa una gondola? Questa è una gondola che fa parte, diciamo, della serie di lusso, perché è tutta lavorata, intarsiata, e costa attorno ai 40 milioni. Senza le gondole, allora Venezia che cosa sarebbe? Non sarebbe più Venezia, che, diciamo, è il simbolo della città. Poi sappiamo benissimo dalla storia anche che la gondola è nata assieme a Venezia. Per esigenze la gondola è stretta, 1,5 metri larga, cioè lunga 11 metri, per appunto poter transitare nei piccoli canali, ha un fondale piatto. Questo perché i fondali a Venezia non sono molto profondi, abbiamo 2 metri, una volta ancora meno. Cosa può guadagnare al giorno un gondoliere? C'è una tariffa della gondola che costa 120.000 lire al giro ogni 50 minuti. Chi sono i clienti migliori? Gli innamorati? Eh beh sì, è molto richiesta per gli innamorati. E qual è una delle caratteristiche che deve avere il gondoliere? Non vedere? Eh beh, sempre sì, deve fare finta di niente. A Venezia sono tollerati guide, motoscafisti, servi di piazza come nelle commedie, che conducono i turisti ai ristoranti e agli alberghi. È così? Sono tollerati, ci sono. In una grande città turistica come Venezia sarebbe, ragionando un po' realisticamente, sarebbe ben curioso che non ci fossero. Sono 12-13 milioni i turisti che arrivano a Venezia ogni anno e per il Giubileo saranno 15-17 milioni. Quindi che questo alimenti anche una qualche economia sommersa è abbastanza fisiologico. Cosa vengono a cercare qui gli stranieri? Quelli che vengono la mattina e partono la sera non vengono a cercare niente, vengono a cercare una Venice Land, che potrebbe essere benissimo una Disneyland fatta di cartapesta anche fuori da Venezia. Gli altri che vengono con una motivazione su Venezia ne possono avere 1000, perché possono venire a vedere, possono venire a sentire, a sentire questa sensazione, ad avere delle emozioni su Venezia. E quelli sono i veri stranieri che devono venire qui. E mi sorprendono sempre perché tutto quello che noi vediamo di negativo loro non lo vedono. Cosa gli possiamo dare qui che non troveranno da nessun'altra parte? È una dimensione, banalmente una dimensione dell'uomo, una dimensione giusta, perché qua si cammina. È giusto dire che non ci sono le macchine, perché non c'è la violenza delle macchine, c'è una vita che torna indietro nel tempo, sicuramente. Venezia ha un suo ritmo da sempre, bisogna scoprirlo passeggiando per le viuzze o girando per i canali, meglio su una barca silenziosa. Cosa vuol dire vivere a Venezia? Vuol dire prima di tutto avere molta pazienza con se stessi, venendo soprattutto da fuori, abituandoci ad altre velocità, o meglio ad altre lentezze, riprendendo in esame la possibilità di vedere finalmente, vedere un po' in giro, un po' intorno e non solo il semaforo, di camminare coi propri piedi, di sentire il proprio corpo, che va o che non va, che è stanco o che non è stanco, come lo sentivamo da più giovani. E così anche
vuol dire reincontrare le persone casualmente per strada, è sempre reincontrare noi stessi, non mi pare che sia cosa da poco. Forse Venezia rimarrà l'unica città antica italiana, senza motori, senza traffico, senza il rumore. Beh, sottolineiamo che è la più giovane. Voglio dire che rispetto a Roma o a Firenze o moltissime altre, ci sono 7-8 secoli di meno, però questa è la città più antica abitata e tuttora vivibile. Lei ha vissuto a lungo via da Venezia. Come l'ha ritrovata? Quando sono partito io, si può dire, aveva quasi 200.000 abitanti, se adesso ne ha 70.000 è anche troppo. I giovani fuggono, hanno bisogno della macchina, il mondo moderno bussa, il grande contrasto è proprio tra la vecchia Venezia e il mondo moderno. Di fronte a questo po' di contrasto è chiaro, è logico che molti vadano via. Le case sono mal congegnate, sono qualche volta anche poco igieniche, costa molto fare i restauri e così via. Accanto a questa mancanza delle persone, proprio persone fisiche, non ci sono più i piccoli negozi o anche i grandi negozi, i luoghi di riunione, non ci sono più i teatri, oggi non c'è più neanche la Fenice. Ha ancora un'anima questa città? Credo proprio di sì. Se pensiamo per esempio a quel che succede quando si sparge solo la parola, non occorre mettere tante locandine per le strade, questa sera parleremo di Venezia o di un certo problema, c'è un mucchio di gente che viene e le discussioni, i punti di vista sono portati a fondo, spesso anche con intelligenza, con attenzione. Ci sono insomma infiniti modi e luoghi nei quali un senso dell'anima di Venezia, cioè dell'amore del proprio nido, così come era nei tempi più antichi, un nido instabile, non fatto sulla roccia come Firenze, ma fatto su pochi pali di rovere e su qualche sabbia, su qualche tratto di sabbia, continua a sussistere. Non la vogliamo perdere, insomma. La nostra anima passa da quelle parti. Credo che sia un'anima acquatile, cioè non è confrontabile con quella delle città di roccia, però l'anima acquatile io credo che non molla. Qual è il problema più grave e più urgente di Venezia? Penso certamente definire e avviare una politica sistematica sulla salvaguardia, cioè passare da una fase di interventi un po' occasionali a interventi appunto sistematici sui grandi temi della salvaguardia. L'acqua è la vita e il dolore di Venezia. La laguna è inquinata. Il movimento ondoso causato dai motoscafi, l'estrazione del metano e i pozzi artesiani provocano squilibri sul territorio. Da Porto Marghera parte l'80% della produzione chimica nazionale. Si celebrano però processi per gli operai morti di cancro. Oggi come oggi a Marghera è necessario poter lavorare con tranquillità su tempi rapidissimi ma certi. Questo è davvero necessario. Non è un'industria da buttare, non è un'industria che è destinata ad inquinare comunque, può essere benissimo bonificata, vi sono le tecnologie, ci sono gli accordi, ci sono anche i finanziamenti. A questo punto io vorrei veramente poter lavorare allora un po' di tranquillità, cioè questo smetterla di amare la catastrofe, di amare la notizia catastrofica, di dare spazio soltanto appunto all'apocalisse, cioè sapere che è una situazione difficile, grave, ma monitorata, ma sotto controllo e per la quale esistono delle strategie definite e sulle quali c'è l'accordo di tutte le parti responsabili chiamate ad intervenire. Cosa c'è nel futuro di Venezia?
Venezia è una città incompatibile col moderno, con l'industria moderna, con i traffici moderni. Io credo che Venezia abbia un grosso futuro se cesserà di pensare a sé come il luogo della decadenza. Oggi può diventare il luogo dell'innovazione, però bisogna crederci.